Il Rettor Maggiore ha presentato Animazione e Governo della comunità, il servizio del direttore salesiano, come una bussola che serve per orientare le comunità. Siamo a Sacro Cuore e per iniziare a entrare bene in questo testo, soprattutto nella prima parte, ci rechiamo nella camera dove Don Bosco ha voluto dare un orientamento preciso alla congregazione, volendo un attimo correggere la rotta. Lo ha fatto tramite una lettera che rimane tra le più preziose, quella del 10 maggio del 1884. Eccoci nella stanza in cui Don Bosco ha scritto la sua lettera, al cui cuore sta scritto che non basta amare, ma devono accorgersi di essere amati. Similmente, 21 anni prima, Don Bosco scrive a Don Rua, primo direttore di Mirabello: studia di farti amare. In queste due frasi Don Bosco e Don Rua sembrano dirci un'unica cosa: il segreto sta nel modo di volere il bene e di volercelo tra di noi. Adesso vogliamo capire in concreto come lo studio di farti amare e il non basta amare si traducono nelle nostre comunità, e lo facciamo rivolgendoci a Don Stefano Martoglio, vicario del Rettor Maggiore, e Don Ivo Coelho, consigliere per la formazione, che tra l'altro hai curato molto da vicino questa edizione. In particolar modo adesso ci soffermiamo sulla prima parte, l'identità salesiana consacrata. Don Stefano, tu come vicario dovrai prenderti cura della qualità della vita consacrata dei confratelli. In particolar modo il tuo servizio si concentra proprio quindi sull'identità salesiana consacrata. C'è un proverbio che dice: chi ben comincia è a metà dell'opera. Ti chiederei qual è il punto di partenza, da dove comincia tutto questo cammino? Tutto questo cammino comincia dalla missione. Se tu ricordi e noi ricordiamo che cosa è che muove tutta la chiamata di Don Bosco, la sua vocazione, la missione. Dal sogno dei 9 anni, la chiamata che lui vede, i commenti che gli fanno tutti in famiglia, l'aiuto grande che gli dava Margherita, tutto il suo percorso fino ad arrivare in questa casa che è un luogo salesiano e benedetto, fino alla fine della sua missione, all'altare dell'Ausiliatrice nella Basilica qui del Sacro Cuore, fino allo scritto che lui invia a tutti i salesiani. La centralità della missione come risposta alla chiamata di Dio è il centro dell'identità. Non sono due cose diverse. Qualche volta noi mischiamo la missione col lavoro, con l'attività. La missione è risposta alla chiamata di Dio, la missione è la centralità di Dio, il portare Dio, la sequela, se vogliamo usare un nome importante, l'unica cosa importante e determinante di cui ha bisogno tutta l'umanità. Don Bosco spende se stesso con una grandissima passione tutto su questo, si consuma sulla missione come luogo per portare la presenza di Dio a tutti, molto di più del lavoro, delle attività singole, molto prima della stessa presenza delle opere che esprimono la missione. Ecco, allora, cogliendo la palla al balzo, facciamo questa domanda proprio a Don Ivo. Che cos'è la missione salesiana oggi? Cioè, partendo da ciò che si è concentrato in questo testo, che cos'è la missione salesiana oggi? Nell'articolo 2, che conosci bene, leggiamo che la nostra missione consiste nell'essere segni e portatori del lavoro di Dio per i giovani, specialmente i più poveri. È bellissimo questo, no? Le nostre attività, le nostre istituzioni, le nostre opere, se non rivelano Dio, sono proprio tempo sprecato. La missione consiste in questa rivelazione di Dio. Don Stefano, sappiamo che la missione salesiana è condivisa da tanti nella Chiesa e nel mondo, siamo in oltre 130 paesi, ma io mi chiedo, in tutta questa diversità di cultura, di contesti, di situazioni, c'è qualcosa che ci distingue come salesiani di Don Bosco, oppure come dei camaleonti ci adattiamo alla missione senza tener conto di alcuni aspetti? La cosa che ci distingue, che Don Bosco ci ha lasciato e che Papa Francesco ci ricorda sempre con forza, anche nel suo messaggio bellissimo,
inviato al capitolo e ai capitolari del capitolo 28 della congregazione è quello del servizio ai poveri. La cosa che ci distingue di più è la fedeltà all'energia di Don Bosco, alla passione di Don Bosco, nell'andare oltre, nell'andare fuori, nel prendersi carico, nell'interessarsi di tutti i giovani, soprattutto e primariamente i più poveri, quelli a cui nessuno dà una parola di speranza, di salvezza in questa terra e nella vita eterna. Questa specificità è benedetta da questa dimensione cattolica della congregazione. Cattolica vuol dire universale. E nella storia della congregazione non siamo mai stati in così tanti luoghi, nazioni diverse, lingue diverse. Il capitolo generale è stata una manifestazione magnifica di questa pluralità, in una centralità. Il servizio ai poveri e la fedeltà al cuore di Don Bosco, il profumo di Don Bosco. Qual è la nostra credibilità? L'essere fedeli all'energia di Dio che Don Bosco ci ha trasmesso, perché questo la gente lo coglie benissimo. Questo profumo di Dio, la grazia della fedeltà a Don Bosco in tutto il mondo, in tutte queste nazioni, è l'espressione al 2020 della forza del Dami Animas, del portare le persone a Dio e Dio alle persone. È interessantissimo come Don Bosco nella sua passione apostolica avesse una fantasia e un coraggio impressionante. Si inventava delle cose da un giorno all'altro, dalla notte al giorno successivo, ma sempre con un cuore grande, quale portare a Dio. Perché di tutto quello che aveva a cuore, la cosa centrale che per noi è parola sacra è la santità, che ognuno nella passione per Dio costruisca la sua strada di salvezza. Una cosa che ci è donata e che è al centro della nostra identità come consacrati è che tutto il bene che tu puoi fare, la missione, se non serve al tuo bene, se non ti fa bene, se non costruisce la tua santità, ha qualche cosa che non va. La grandezza e l'attualità di Don Bosco è questo al centro. La cosa più importante è che nell'orizzonte della tua vita quotidiana, in mezzo a fatiche, speranze e anche delusioni, non perda il senso del cammino che stai facendo. La chiamata alla comunione con Dio, alla santità, per tutti. Don Ivo, questo sicuramente è un cammino bello ma anche molto impegnativo. Secondo te i direttori di oggi riusciranno a guidarci in questa strada? È una bella domanda, ma vorrei ricordare che il titolo del nostro libro è Animazione e governo della comunità. È tutta la comunità che è il volto di Don Bosco. Ti ricordi l'articolo 21 delle Costituzioni? In lui troviamo questo splendido accordo di natura e di grazia. E qui ricordiamo che nella comunità abbiamo due forme della nostra vocazione. Ricordiamo che siamo salesiani preti e salesiani cogiutori. Insieme volto di Don Bosco. Insieme questo accordo splendido tra natura e grazia. Nei cogiutori vediamo l'anima secolare della congregazione. Ricordiamo la famosa lettera di Don Viganò, dove spiegava che tutta la congregazione ha questa dimensione secolare. E i cogiutori fanno più visibile questo aspetto che appartiene a tutti noi. E poi devono ricordare che lo fanno visibile proprio da consacrati. E qui di nuovo un bel compito, no? Come posso fare visibile questa anima secolare da consacrato? Questa è la vocazione del cogiutore. E poi c'è il salesiano prete che talvolta dimentica di essere consacrato, ma lui è religioso prete. Il suo compito speciale è di portare i giovani a Dio, quello che deve fare anche il cogiutore. Forse al prete è affidato questo compito di iniziare i giovani nella fede, cosa che fece Don Bosco con Bartolomeo Garelli. Tutta la nostra opera ha cominciato con quell'Ave Maria
dove Don Bosco insegna a questo ragazzo i primi passi della fede. E poi adesso non possiamo dimenticare che tantissimi salesiani lavorano in contesti di maggioranza non cristiana. Come essere salesiano coadiutore, salesiano prete in questi ambienti? Qui abbiamo un'altra grande sfida, area di lavoro per noi in questi anni. Don Stefano, lasciami fare la parte dell'avvocato del diavolo. Quello che appare da questa prima parte è sicuramente molto bello, punta in alto, profuma proprio di santità. Ma mi chiedo, i nostri direttori, così carichi di lavoro, riusciranno a portare avanti questo tipo di animazione? Questo interrogativo è molto bello, molto profondo e al capitolo generale i capitolari da tutti gli angoli del mondo, a nome di tutti i confratelli, l'hanno riportato con forza. Una sfida grande che il direttore deve cercare di poter essere ciò che Don Bosco gli chiede di essere, il centro, l'animatore, il cuore, il padre della comunità, a volte portando 1000 pesi diversi. Come fare questo? La sfida è sul tappeto, è chiaro, ma è anche vero che è giusto ricordare due cose. Non puoi sganciare il direttore dalla missione. Non ci ripetiamo quello che abbiamo detto prima, il cuore della trasmissione di Dio, ma allo stesso tempo la forza qual è? Quella di avere una grazia di unità in quello che fai, perché non tutte le cose sono la stessa cosa. E al centro di questa grazia di unità, che non è solo spirituale, personale e anche istituzionale, c'è il tuo essere padre, animatore dei tuoi fratelli, della comunità salesiana, molto di più, dei consacrati, della comunità educativa pastorale, del mondo di persone coinvolte nella missione. Il posto di direttore è lì, al centro. Che bell'approccio, autorità che fa crescere i confratelli, i giovani, i laici, i collaboratori, tutti. Ci libera dalle tentazioni, tentazioni manageriali. Ma c'è un'altra parola sempre usata nel diritto canonico, potestas. Usata per ogni tipo di autorità nella Chiesa. E che cosa vuol dire questa potestà? Vuol dire non un potere di fare qualsiasi cosa che viene in mente, non è un potere assoluto, è sempre un potere nel nome di qualcuno. E per noi nella Chiesa nel nome di Gesù. Qui pensiamo subito di Gesù buon pastore, Gesù che è venuto per servire e noi tutti quelli che hanno questa autorità, potestà nella Chiesa, lo fanno sempre nel nome di Cristo, come Lui per servire. Siamo qui in questa camera dove crediamo Don Bosco abbia scritto la famosa sua lettera, dove ha mostrato proprio un esempio di paternità. Ricordiamo quello che ci ha insegnato. Una paternità, un amore con il quale dobbiamo essere autorità, quelli che servono proprio i giovani, i confratelli, la gente. Don Stefano, Don Aivo, vi chiedo un ultimo consiglio. Come fare buon uso della prima parte di questo sussidio? E l'ultimo consiglio è, secondo il cuore di Dio, una benedizione. Rimanere radicati in Cristo, rimanere attaccati a Lui, come il tralcio alla vite. È impressionante il capitolo 15 di San Giovanni. Rimanere, rimanere, rimanere. Lo ripete una volta ogni 2 righe. Rimanere radicati in Cristo, non staccarsi da Lui, è l'energia della nostra missione, portare Dio, perché è la forza della nostra identità, la consacrazione, la consegna al Signore. Nella foresta tropicale, mi dicono, quando volevano trovare un nuovo sentiero
Qualcuno doveva salire sull'albero più alto e poi si poteva indovinare questo nuovo sentiero. Credo che i nostri direttori si possono paragonare a questi capi che vogliono trovare la giusta direzione. I nostri direttori custodi, guardiani del carisma, vogliamo augurare un buon lavoro a loro e insieme vogliamo tutti collaborare in trovare questa giusta direzione della nostra vocazione salesiana consacrata.